Il leader della DC, nuova Totò Cuffaro, ha invitato il console russo Sergei Patronov a parlare di pace alla festa dell'amicizia in programma a Ribera la settimana prossima. Il rappresentante della Russia di Putin, paese in guerra con l'Ucraina, sarà l'ospite della tavola rotonda dal titolo Pace, dialogo, disarmo, dall'utopia alla ragion di Stato. Sergei Platonov, laureato presso l'Istituto Statale delle Relazioni Internazionali di Mosca al Ministero degli Affari Esteri, nel 1984 parla italiano, l'inglese e il francese ed è consigliere diplomatico di prima classe sin dal luglio 2007. Dall'84 è in servizio diplomatico presso il Ministero degli Affari Esteri, ricoprendo vari incarichi sia all'amministrazione centrale del Ministero degli Affari Esteri della Federazione Russa che all'estero. Invitare il console russo Sergei Patronov alla festa dell'amicizia per parlare di pace è un gesto di libertà, afferma il leader della Democrazia Cristiana Totò Cuffaro. La Democrazia Cristiana, lo ricordiamo, che a corta memoria non teme il dialogo e il confronto, anche se certi gesti richiedono coraggio. Quando si parla di valori non negoziabili per il nostro partito si intende anche della pace, che è un valore assoluto al quale non vogliamo rinunciare. Auspichiamo, continua Cuffaro, che da questo momento il dialogo con il console russo possa raccogliere e farsi portavoce di messaggio di pace che la nuova DC intende proteggere e salvaguardare con ogni mezzo lecito a disposizione. Le polemiche provocate dal noto quotidiano regionale siciliano non è piaciuto neanche a Carmelo Pace, capogruppo della DC all'Ars. Intanto, il 5 ottobre, giorno della festa inaugurale alle 17 a Ribera, ci sarà il presidente dell'Ars Galvagno. Quindi un tavolo tecnico giovani tra crisi e opportunità, quali sfide per il futuro, presso la sala convegni Giovanni Ragusa. Con i relatori saranno Gaetano Galvagno, presidente dell'AS, Roberto Lagalla, sindaco di Palermo, Domenico Bonanno, capogruppo DC in consiglio comunale a Palermo, Felice Pecoraro, primario di chirurgia vascolare al Policlinico di Palermo, Maria Elena Oddo, presidente giovani imprenditori Sicindustria Palermo. Modererà Salvatore Licastri, vicepresidente degli ordini del giornalisti. La festa continuerà sempre alle ore 18 in Corso Umberto con la Fiera delle Eccellenze Siciliane, lo street food al termine della prima giornata, e sono previsti 2 spettacoli musicali, uno in Piazza Duomo col famoso agrigentino band Gio Castellano e Silvia Mezzanotte. Presente alla festa anche l'onorevole Rotondi. Siamo felici, afferma l'onorevole Pace, che abbia accettato l'invito. Rappresenterà proprio un momento di confronto per un contraddittorio dopo le polemiche dei mesi scorsi. La Democrazia Cristiana, afferma Pace, è un partito che si fonda sul dialogo e sul rispetto.